Il track porta un valore aggiunto nella nostra bellissima piazza di Pieve, che oggi è veramente addobbata a festa, tanto sport, tanto enogastronomia di qualità. Lasciatemi ringraziare questi ragazzi e ragazze del Beltrame perché stanno facendo un lavoro strepitoso, e vedere le eccellenze del Veneto, le eccellenze culinarie del Veneto portate qui in piazza da questi giovani che sono il futuro della nostra regione è qualcosa che ci riempie veramente di orgoglio. Quindi veramente una bellissima sera qui a Pieve, e speriamo sia anche una bella serata di sport. Bravi, grazie. Io direi Siamo a un eccellente evento per celebrare le eccellenze venete. Per me che vengo dall'Europa sono cose fondamentali e importantissime, perché qui si riesce a valorizzare e a celebrare i nostri prodotti, le nostre aziende, i nostri produttori. Importante perché sappiamo che l'Europa invece presenta continuamente delle eurofollie in Commissione Agricoltura, e invece questi eventi ci danno la carica per poter continuare a difendere e a tutelare il nostro Made in Italy. una bellissima seconda tappa del Tour delle Eccellenze Venete in mezzo alle colline del Prosecco, le famigerate Prosecco Hills, patrimonio dell'UNESCO. Oggi abbiamo portato a Pieve di Soligo il meglio dell'enogastronomia veneta. Oggi pomeriggio a Pieve di Soligo una bellissima manifestazione in cui si sublimano le eccellenze italiane, dove abbiamo tantissime IGP, DOP, DOCG, la nostra cucina veneta che si rifà anche alle tradizioni venete. Quindi dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio, delle eccellenze, e di insegnare ai nostri ragazzi che devono mangiare cibo stagionale, territoriale e a non sprecare il cibo.